benvenuti. Oggi è domenica 17 marzo 2024 ed è la quinta domenica di Quaresima. Il sole sorge alle 6.09 e tramonta alle 18.09. La luna sorge alle 10.40 e cala all'1.34. Il 17 marzo è il giorno in cui gli irlandesi festeggiano il loro santo patrono, San Patrizio. Ma chi era questo personaggio e perché è così importante per l'Irlanda? San Patrizio nacque in Gran Bretagna nel IV secolo. A 16 anni fu rapito e portato in Irlanda come schiavo. Lì si convertì al cristianesimo e dopo 6 anni riuscì a fuggire. Studiò per diventare sacerdote e poi tornò in Irlanda per predicare il Vangelo. Fu lui a portare il cristianesimo in Irlanda e a fondare le prime chiese. Si dice che usasse un trifoglio per spiegare il mistero della Trinità. Il trifoglio è diventato infatti il simbolo della festa di San Patrizio insieme al caratteristico colore verde. Oggi compie 85 anni il Trap, Giovanni Trapattoni, una leggenda del calcio italiano. Da giocatore vinse 2 scudetti con il Milan, da allenatore ne conquistò 8, più una Coppa dei Campioni e una Intercontinentale con la Juventus. È l'allenatore con più presenze nella storia della Juve, 13 anni in totale, ed è l'allenatore più titolato al mondo. Soffia 73 candeline Kurt Russell, uno degli attori più amati di Hollywood. Iniziò da bambino, recitando in varie serie TV. A 14 anni firmò un contratto per la Disney, per la quale girò una ventina di film. Nel 1983 ebbe la sua prima candidatura al Golden Globe per il film Silkwood, al fianco di Meryl Streep. Da allora ha interpretato ruoli memorabili e negli ultimi anni ha lavorato spesso con Quentin Tarantino, in film come A prova di morte, The Hateful Eight e C'era una volta a Hollywood. Tanti auguri a Edin Dzeko, che compie 38 anni. È il calciatore bosniaco più famoso e più forte di sempre. Ha giocato in 4 campionati diversi, tedesco, inglese, italiano e francese. Ha segnato più di 50 gol in 3 dei 5 principali campionati europei, impresa riuscita solo a Cristiano Ronaldo. Con la Roma è diventato il terzo miglior marcatore di sempre. Il 17 marzo del 1861 nacque un nuovo paese in Europa, l'Italia. La legge che sanciva l'unificazione fu firmata da Vittorio Emanuele II, il primo re d'Italia, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Il regno aveva come capitale Torino e contava 22 milioni di abitanti. Si realizzava così l'idea romantica del bel paese, unito in una sola nazione, vagheggiata da Dante 6 secoli prima. Uomini, questo consiglio è per voi. Sapete che le vostre sopracciglia cambiano con l'età? La colpa è degli ormoni che influiscono sulla crescita e sul ricambio dei peli. Ma vediamo perché. Gli ormoni maschili, chiamati androgeni, sono responsabili anche della crescita dei peli e il loro valore resta alto anche quando si invecchia. Questo fa sì che le sopracciglia diventino più folte con il passare del tempo. Le donne invece hanno gli estrogeni che diminuiscono dopo la menopausa e allora le sopracciglia si assottigliano. Adesso sentiamo i consigli astrali grazie a Marco Amato. Buona domenica ai 12, una luna importantissima oggi, riscalda le stelle dello zodiaco per augurarvi una splendida domenica. Ariete, sicuramente la luna oggi darà spettacolo di sé e vi porta a riflettere moltissimo su tutto quelle che sono le condizioni della vostra casa, della vostra famiglia e dei vostri affetti. Oggi guarderete alla costruzione del tutto in maniera soddisfatta. Toro, la giornata di oggi è una giornata decisamente molto interessante e fortunosa rispetto ai piani di azione. Le idee si sono chiarite e siete di nuovo pronti, quasi in una fase progettuale, a iniziare la prossima settimana con un piglio decisamente diverso, soprattutto in amore. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata che vede la luna fare delle vere e proprie magie, prima nei vostri gradi e poi in serata spostandosi verso il Cancro. Ed ecco che oggi una magia di affetto, d'amore, di
di famiglia vi pioverà addosso. Oggi è proprio una bella giornata per stare con gli affetti. Cancro, la serata di oggi sarà per voi magica, decisamente. La vostra dea luna entrerà nei vostri gradi e vi permetterà di vibrare emozionalmente come non facevate da un po', dopo una settimana un po' complicata. Gli aspetti planetari che riguardano questi passaggi oggi sono del tutto acquatici. Il Sole è congiunto a Nettuno in un magnifico trigono, vi riempie di sentimento e di magia. Leone, la giornata oggi è una giornata che presuppone qualche dubbio, un po' di senso di lontananza, un po' di senso di interruzione rispetto a qualcosa di affettivo che non risulta essere continuativo come voi lo desiderate. Troverete che comunque l'associazione planetaria che si compone vi darà modo di riflettere e di consigliarvi con qualcuno di molto fidato. Vergine, la giornata di oggi non parte proprio benissimo, ma la luna sarà più generosa in serata, creando un po' una magia affettiva e convincendovi anche ad avere il coraggio di lanciarvi in un sentimento da vivere. Bilancia, qualcosa da recuperare per voi, qualcosa dal passato, qualcosa che ha a che fare con un sole che confonde un po' le idee ma che rischiara i sentimenti e il cuore. Le certezze dei vostri sentimenti oggi faranno da padrone. Scorpione, una magica e splendida serata si prepara per voi. Tra le magie di Nettuno e quelle della Luna, oggi avrete una serata magica con una persona che vi piace moltissimo e finalmente vi convincerete che in amore siete corrisposti e che soprattutto è ripresa un'epopea affettiva troppo a lungo trascurata. Sagittario, la luna oggi non è molto generosa con voi nelle prime ore della giornata, ma smetterà in serata di farvi la guerra, così che potrete rimettere tutto a posto dentro di voi ed essere più pacificati con i vostri sentimenti. Sempre vicini agli amici troverete sempre una fonte di positività intorno a voi. Capricorno, la luna oggi si sviluppa in una maniera decisamente molto interessante per voi e si compone in opposizione in serata, dandovi modo di guardare alla vostra vita, ai vostri operati con un occhio decisamente più sentimentale, più morbido. Probabilmente adesso siete pronti a fare un salto di qualità affettiva e a trasformare alcune cose della vostra vita sentimentale. Acquario, una giornata che parte splendida e che nonostante vi immerga nelle mollezze della luna e nella fantasia di Nettuno, oggi non siete troppo coinvolti da sentimenti ondivaghi, meno confusi e decisamente più passionali e molto centrati su quello che vuole essere l'obiettivo finale della vostra epopea affettiva. Un po' di stabilità in amore, insomma. Pesci, una giornata che ha un che di magico oggi, la perfetta congiunzione del Sole e Nettuno nei vostri gradi e una luna che in serata sarà in uno splendido trigono dal Cancro. Cosa volere di più? Anche se è stata una settimana faticosa e il weekend non è andato proprio come lo volevate, questa sera avrete una serata magica che vi ripagherà di tutto. Antena Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Quando Vincent van Gogh morì, lasciò dietro di sé una collezione di dipinti straordinari ma anche sconosciuti. La maggior parte delle sue opere erano conservate dal fratello Theo, che lo aveva sempre sostenuto. Ma Theo morì solo 6 mesi dopo Vincent e la sua vedova, Joanna, si trovò a dover gestire l'eredità artistica del cognato. Con pazienza e determinazione riuscì a recuperare molti dipinti e a organizzare una mostra a Parigi il 17 marzo del 1901. Fu la prima esposizione dedicata a Van Gogh e fu un trionfo. Il pubblico e la critica rimasero incantati dalla sua arte e la sua fama iniziò a crescere a livello mondiale. Un modo di dire conosciutissimo: amore e brodo di Cicili. Amore e brodo di ceci. È un'espressione siciliana che vuole
dire che l'amore non è sufficiente all'amore, cioè che per avere una relazione felice e duratura ci vuole qualcosa di più che la semplice attrazione o passione. Il brodo di ceci è infatti un piatto povero, che non può bastare a nutrire una persona. Così l'amore da solo non può soddisfare tutte le esigenze di una coppia. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Oggi vi raccontiamo la storia di un matto geniale, Alexander McQueen, un ragazzo di umili origini ma con una grande passione per la moda. Sua madre lo incoraggiò a seguire il suo talento, così lasciò la scuola e iniziò a lavorare. Collaborò con Romeo Gigli e Isabella Blow. Le sue sfilate furono spettacolari e originali, si ispirò a miti e leggende oscuri che trasformò con l'aiuto della tecnologia. Ma il successo ebbe un prezzo. McQueen fu tormentato da traumi infantili e da una forte depressione. Nel 2009 tentò di suicidarsi con le droghe. L'anno dopo, in seguito alla morte dell'amica Isabella e di sua madre, si impiccò nella sua casa. Aveva solo 40 anni. Era il giorno prima del funerale della madre. Ci salutiamo con la frase del giorno. Nel libro della vita le risposte non sono nella copertina. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Vi aspetto domani per un'altra imperdibile puntata di Almanacco.